22 cantine, vinacce di scarto dalla vendemmia e nuove tecniche di distillazione. Sono questi gli elementi della prima distillazione solidale, un'idea partita da Roberto Castagner e Giorgio Cecchetto. Il risultato? Uno spray igienizzante a base di alcol di bucce d'uva che sarà donato alla Protezione Civile. La Regione Veneto era in difficoltà a reperire alcol, abbiamo detto come si può fare, abbiamo detto dalle vinacce è possibile ricavare dell'alcol sì, entro metà ottobre distilleremo e entro la fine di ottobre saremo pronti a consegnare queste 10.000 bottiglie che doneremo proprio alla Protezione Civile. È un sistema per combattere l'epidemia, per cui sicuramente queste iniziative sono molto valide e molto utili. Questo dimostra che i nostri produttori si confermano la regione più solidale d'Italia. È un'economia circolare anche questa, è un alcol che ne esce tracciato. Qua sappiamo che è una cosa naturale fatta dalle bucce della nostra uva, di Prosecco in primis sicuramente, ma anche di Raboso.